La nostra scansione quotidiana e vedo Massimiliano che è in cammino, quindi gli lascio la linea. Massimiliano. Sì, Ambra, sono in compagnia di un altro protagonista di questa festa su Carradori, Sergio Satta, la famiglia Satta di Domus Novas, una delle famiglie che si alternano in questa festa nella gestione appunto del gioco di buoi. Abbiamo visto manovre complicatissime, fino a siete riusciti a governare davvero in modo ottimamente il gioco. Sì. La principale cosa è quella, stare attenti a loro, soprattutto la tratta che abbiamo fatto oggi da San Rocco a Villador, col caldo che c'era, bisogna stare un po' parecchio attenti a loro. I nomi dei buoi quali sono? Di questi o di quelli? Di questi. No, da questa sa Ghizighisaici. Bene, grazie. Allora il pellegrinaggio continua, il viaggio continua verso Cagliari e a tra poco Ambra per altri contributi. Grazie Massimiliano anche per questa testimonianza che devo certificare ad onor della cronaca, perché è giusto anche che c'è tutta una parte, diciamo, di persone, di pubblico che sta in apprensione per gli animali, per i buoi, e quindi non condivide il loro utilizzo e vorrebbero che si cambiasse il trasporto del cocchio per le processioni, e che però è anche oggettivamente il risultato dell'innovazione della tradizione. Hai detto una bella parola, scegliamo. C'è sempre un atto di volontà in tutte queste cose. Per esempio, per tutto l'Ottocento due elementi assolutamente presenti, citati, stracitati sono gli spari dei cannoni dei baluardi e delle campane. Quelli sono elementi sonori che si leggono